Bop 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 to the top, and stay away. Ciao latrini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di farvi fare un test. Ho trovato la mia vecchia agenda di High School Musical. Ho scoperto che ci sono dei test, tipo quelli delle riviste degli anni 2000, tipo Cioè, quelle cose lì. E questo sarebbe il test. Se volete partecipare al test, munitevi di una matita o penna e segnate i risultati. Allora, ci sono 3 risposte in questo test, A, B o C, e in base a questo scopriremo il vostro talento. Mi raccomando, segnateli tutti e poi alla fine, in base a quelli che avete di più, scopriremo quale profilo vi appartiene. Allora, iniziamo dalla prima domanda. Guardate che belli, cioè sono troppo belli. Vabbè, la prima domanda è: da piccola giocavi a far finta di essere sul palcoscenico, B, inventare le parole delle canzoni o le favole, C, fare la ballerina o la principessa. Raga, voi in base a quello che preferivate segnate. Io segno far la ballerina e la principessa. Perfetto. 2, ti colpisce di più? A, una maschera di cartapesta, B, una bella voce, C, una buona musica. Ma io direi B. 3, sogni spesso di A, vivere più vite, B, urlare ma la voce non esce, C, diventare famosa. Beh raga, sogni spesso di vivere più vite, io penso che sia un disturbo di personalità. Urlare ma la voce non esce è una paralisi nel sonno, cioè proprio palese, e io che ce le ho posso confermare, quindi diventare famosa, sì dai, può essere un sogno anche abbastanza fattibile. E io direi B, visto che urlare ma la voce non esce, visto che soffro di paralisi nel sonno, quindi ci sta anche. 4, in una festa cosa ti riesce meglio? A, intrattenere gli amici con barzellette e imitazioni, B, partecipare al karaoke, C, ballare e trascinare anche gli altri. Beh, io su questo sicuramente ballare e trascinare anche gli altri, raga. 5, invece cosa non ti riesce proprio? A, essere te stessa raccontandoti agli amici, B, ballare fino a tardi, C, improvvisare delle barzellette. Oddio, mi riesce tutto questo a me, io non saprei cosa rispondere. Facciamo improvvisare delle barzellette, visto che no, le barzellette in realtà non le faccio. Faccio le battute, ma barzellette no. 6, a casa ti rimproverano perché? A, dicono che sono disordinata, invece la mia creatività. B, dicono, sì vabbè, ogni volta si dice sono creativa, non sono disordinata, ma va. B, dicono che ascolto troppa musica e ad alto volume. C, dicono che studio poco e penso solo alla disco. Beh raga, C, forever, for life. 7, ultima domanda raga. Vorresti dedicarti solo A, ai film e magari a qualche corso di recitazione, perché no? B, al mio futuro di cantante o cantautrice, C, alla scuola di danza moderna e ai saggi. Beh raga, io amo i film, anche se non vorrei mai recitare, però vorrei farne uno, nel senso vorrei dirigerne uno, quindi boh, scriviamo A, anche se in realtà non vorrei fare l'attrice, ma fare un film. E ora, se hai detto tutta la verità, leggi il profilo giusto e scopri qual è il tuo talento naturale. Allora adesso sommatevi tutte le letterine che avete raccolto, vedete quelle che ci sono in più, e appena siete pronti continuate a guardare il video, che adesso vi dico i profili. Beh raga, io ho fatto tipo 4C, quindi sono un C. Allora, adesso leggiamo i profili così capiamo quale profilo è cosa. Sei totalizzato più A. Nelle tue vene scorre il fuoco sacro della recitazione. Lo hai già capito da sola o questa è una rivelazione? Se è davvero così, datti da fare finora e dedicati ad affinare questo tuo talento innato. Non si sa mai. Sei totalizzato più B. Sei nata per calcare i mega auditorium e le sale da concerto di mezzo mondo. Sei fatta per il canto. Beh, io ho fatto 2 qua, vabbè. E dire che da piccola canticchiavi sotto la doccia. Coraggio! Sì, ma se uno è stonato non è che sto test decide se lui può fare il cantante. Scusate, cioè, vi voglio mettere sta clausola. Dovete anche essere intonati e avere un po' di talento, insomma.
Corri a cercare una scuola dove perfezionare il tuo talento. C'è da dire che se vai alla scuola a imparare a cantare, migliori, per carità, ma se uno è stonato, resta stonato. Se hai utilizzato più C, che il C è il mio, le tue gambe sono fatte per danzare, non importa se la classica, la moderna, l'hip hop o il tango. O il reggaeton. No, il reggaeton no, vi prego, raga. L'importante è che tu hai la stoffa per diventare un'ottima ballerina o magari persino una showgirl. Raga, farò la velina. Che bello, che bello. Comunque, veramente, ragazzi, che bello sto test. Nei commenti scrivetemi quale di questi profili è il vostro, perché sono molto curiosa di sentire i risultati di questo test. Sono contenta di aver fatto questo video e presto ne uscirà anche uno per celebrare l'anno del mio canale, quindi preparatevi al peggio. E niente, vi voglio tanto bene, spero questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti cosa avete totalizzato e spero di tornare in nuovo video prossimamente, magari all'aperto, visto che stare in casa mi ha un po' stancato. Niente, vi voglio bene, buona giornata e buon tutto, bimbi!